decreto sui rimborsi non arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Di Maio, senza accordo con tutte le associazioni, non se ne fa nulla. L'allarme dei risparmiatori: se il vice premier ascolta i contrari andremo a schiantarci. Il governatore Zaia di nuovo a Roma in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. L'autonomia, dice, è un percorso inarrestabile. I carabinieri di Padova individuano e denunciano 2 ventenni. Avevano sparato con un fucile ad aria compressa alcuni pallini di plastica contro ragazzini che stavano uscendo da una scuola media. Ore contate per le baby gang che stanno terrorizzando Venezia e Mestre. Il sindaco: abbiamo 27 nomi, pagheranno, e il prefetto convoca i genitori. La cerimonia per i 167 anni della Polizia di Stato. A Padova il monito del questore alla politica: la sicurezza non va strumentalizzata in una campagna elettorale permanente. Niente serata sulla dottrina del fascismo con Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del Duce. Un ristorante di conserve cancella tutti i titolari, non sapevamo che si sarebbe parlato di questo. Sport, volley, impresa dell'Imoco Conegliano che supera le turche del Fenerbahce in semifinale e approda all'ultimo atto della Champions League, festa in città. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antena 3, ben ritrovati. In apertura dunque le novità sul fronte dei rimborsi per i truffati dalle banche venete, dopo che ieri sera il tema è stato rinviato dal Consiglio dei Ministri. Oggi da registrare la presa di posizione del vice premier Di Maio, che ha raggelato le associazioni dei risparmiatori. Sentiamo perché nel nostro servizio d'apertura. Se Di Maio ascolterà le associazioni che hanno votato no, ci andremo sicuramente a schiantare. Questo è il commento a caldo dell'avvocato Matteo Moschini, uno dei volti delle associazioni di risparmiatori delle banche venete presenti lunedì all'incontro con il Premier Conte. Commento molto preoccupato dopo la dichiarazione del vice ministro Luigi Di Maio alla festa della Polizia di Roma: se non c'è la totale approvazione dell'accordo da parte di tutte le associazioni non se ne fa nulla. Una posizione che secondo Moschini potrebbe raccontare un'altra verità. Il governo sappiamo perfettamente che ha bisogno di soldi, abbiamo visto anche ieri il DEF e quindi la situazione la conosciamo perfettamente. È naturale che ci sia la possibilità che il governo colga l'assist fornito da queste 2 associazioni e di conseguenza non vada a distribuire il 1,5 miliardi già stanziato e lo utilizzi per altre necessità. 2 associazioni che hanno votato contro l'accordo, su cui ora pesa una grave responsabilità. Il coordinamento d'Antorta e noi che credevamo nella BPV. Ecco, con che motivazione? Con motivazioni assolutamente le più disparate. Noi che credevamo nel PPV ha detto che ha votato contro perché non ha potuto leggere il testo del decreto, e l'associazione del coordinamento d'Antorta ha votato contro perché ritiene che il 30% sia un'elemosina sostanzialmente. Insomma, tutto non solo di nuovo in alto mare, nonostante la lettera di 13 associazioni al Premier Conte, perché il caso banche torna entro 7 giorni al Consiglio dei Ministri, e questa volta senza colpi di scena o dichiarazione d'effetto. La dichiarazione di Maio ci ha lasciato veramente stupefatti. Noi avevamo concluso un accordo, 15 associazioni su 17, lunedì scorso con il Premier Conte e il Ministro Tria. Adesso Di Maio ha dichiarato che se non c'è l'accordo con tutte le associazioni non si fa nulla, ma questo francamente è un qualcosa di fuori dal mondo, anche perché sappiamo che le associazioni che hanno votato contro vogliono qualcosa di assolutamente irrealizzabile. L'autonomia adesso con il presidente del Veneto Zaia di nuovo di fronte alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, percorso inevitabile, dice, l'autonomia delle regioni. Voi avete, perdonatemi se ve lo dico, avete l'opportunità di scrivere la vera pagina di storia di questo Paese. Se non la scrivete voi, la scriverà qualcun altro, ma prima o poi l'autonomia verrà. Cioè, rendiamoci conto che su 20 regioni italiane, 17 hanno già un percorso attivato. Intervenuto nuovamente insieme al suo collega della Lombardia, Attilio Fontana, di fronte alla Commissione per le questioni regionali, il governatore Zaia ha auspicato che il tema arrivi finalmente in discussione in Parlamento. Non si può dimenticare che è già stato previsto che ci sia un sì o un no su questo tema, ha aggiunto. Se così non fosse, ci si dica chiaramente che non si vuole realizzare l'autonomia. Zaia ha quindi ribadito alcuni fondamenti dell'istanza portata avanti dal Veneto, a cominciare dalla sua piena costituzionalità. Abbiamo avviato un progetto che è assolutamente in linea con la Costituzione repubblicana e con tutte le leggi. Non possiamo accettare che nessuno si permetta di dire sciocchezze rispetto alla legalità del nostro percorso, che ha un vaglio estremo, che è quello della Corte Costituzionale. Ricordo peraltro che uno dei giudici in quel momento era Sergio Mattarella. Nessun egoismo nei confronti delle altre regioni, anzi. A me spiace vedere che c'è qualcuno che comunque insinua che i cittadini verranno curati di meno per colpa dell'autonomia. Non è colpa nostra
se in qualche comunità l'unica cosa che sanno fare sono buchi della sanità e esportare ammalati. Andiamo a fare i conti a quella classe politica che governa male, incalza Zaia, che dice il Veneto accetta la sfida della virtuosità. La virtuosità deve essere premiata. Noi non stiamo proponendo la secessione dei ricchi, non stiamo proponendo un progetto di sublimazione dell'ingordigia e dell'avarizia del nord o altre boiate che sento dire. Noi stiamo semplicemente dicendo metteteci la prova. E intanto arrivano i dati della CGIL, secondo la quale nel 2018 i comuni veneti hanno ricevuto da Roma 500 milioni di euro in meno rispetto al 2009 e i sindaci hanno aumentato le tasse locali. Lo studio del sindacato segnala che l'85% delle entrate fiscali in Veneto arriva da dipendenti e pensionati. Sono 563 i comuni veneti e il sindacato pensionati della CGIL si è preso la briga di analizzare i dati di tutti, uno per uno, dall'andamento demografico a quello dei redditi, dai finanziamenti in arrivo dallo Stato alle tasse locali. E quello che emerge è che da quando c'è il federalismo fiscale, cioè dal 2009, da Roma le cifre in arrivo in Veneto si è pressoché dimezzata. Di conseguenza sono aumentate le tasse locali, l'IRPEF del 70%, IMU e Tasi del 40%, una scelta obbligata per i comuni. Non hanno fatto altro che aumentare in particolar modo l'imposizione fiscale, cioè praticamente tutto quel taglio è stato recuperato attraverso un aumento consistente della pressione fiscale a carico dei cittadini veneti. Dall'indagine emerge anche che 2 contribuenti su 5 dichiarano meno di 15.000 euro lordi l'anno. Questo vuol dire che implica un problema di redistribuzione della ricchezza nel territorio, ma questo vuol dire non solo che la fascia di povertà aumenta, ma come dire mette in crisi anche il sistema economico perché non alimenta la domanda interna di cui noi abbiamo tanto bisogno per far riprendere, come dire, la nostra economia. Intanto la popolazione veneta è sempre più anziana, gli ultra 65 anni sono aumentati dell'11%, chi ha più di 80 anni addirittura del 15%, questo significa che deve essere la politica a proteggere le esigenze e i bisogni degli anziani. Per il sostegno a politiche di invecchiamento attivo, ma anche a ragionare sugli interventi necessari per garantire i servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e assistenziali necessari. Venezia in questo quadro non si discosta dal resto del Veneto e spesso i sindaci non considerano i sindacati come interlocutore utile e fondamentale per fare in anticipo le scelte e individuare le priorità giuste per garantire un equilibrio sociale. Anche a Venezia registriamo complessivamente una difficoltà ad essere riconosciuti come rappresentanza sindacale, come rappresentanza sociale, come un soggetto importante di un confronto negoziale che deve essere preventivo rispetto alle scelte di bilancio, alle scelte economiche. La cronaca, i carabinieri di Padova hanno individuato e denunciato 2 ragazzi di 20 e 23 anni che lunedì pomeriggio avevano sparato con un fucile ad aria compressa alcuni pallini di plastica contro dei ragazzini che stavano uscendo da una scuola media. A notare le palline che hanno sfiorato in più occasioni i ragazzi sono stati gli stessi studenti che hanno avvertito la scuola. La segnalazione è giunta ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Si è scoperto che a sparare dalla finestra che dava proprio sulla scuola sono stati i 2 ventenni. Alla perquisizione i carabinieri hanno trovato un fucile ad aria compressa, arma giocattolo. E Baby Gang di Venezia, Baby Gang in azione a Venezia e Mestre, hanno le ore contate, 27 giovani e giovanissimi sono già stati identificati e le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire le singole responsabilità. Abbiamo i nomi, sappiamo chi sono, dico ai ragazzi e alle famiglie se mi stanno ascoltando, li conosciamo tutti, sono 27, ce l'ho la lista. E ce ne sono 2 o 3 che sono particolarmente pericolosi e io mi auguro che insomma qualcuno paghi immediatamente. Il cerchio si sta chiudendo rapidamente attorno alle baby gang che stanno terrorizzando Venezia e Mestre in un'escalation che ha vissuto l'apice con la rapina ad un negozio di alimentari di via Fapanni a Mestre e un brutale pestaggio di 4 passanti in campo San Geremia a Venezia. Parliamo di ragazzi anche di 16-17 anni che picchiano la gente per strada per niente o per motivi totalmente futili, si stanno rovinando la vita. Lo dico anche alle mamme, ai papà, alcuni hanno anche situazioni difficili tra l'altro. Abbiamo attivato i nostri servizi sociali, vogliamo proporre anche proposte di lavoro o di altro, proveremo in tutti i sensi a dare la carota, ma non c'è dubbio che arriverà anche la bastonata.
Le forze dell'ordine stanno completando la ricostruzione della struttura dei due gruppi, quello per così dire lagunare e quello di terraferma. L'età varia tra i 13 e i 19 anni, ci sono molti italiani e qualche straniero e anche almeno un paio di ragazze. Nelle baby gang abbiamo dei ragazzi che verosimilmente sono anche di buona famiglia, questo sì, e questo ci fa preoccupare come dato, perché ci fa capire come la nostra società oggi faccia fatica a attenzionare, quindi a vigilare, come così dovrebbe essere anche solo di buon senso da parte dei familiari nei confronti dei propri figli. È possibile che alcuni di questi raid siano stati compiuti sotto l'effetto di stupefacenti? Assolutamente sì. In quest'ora si lavora per accertare partecipazioni e responsabilità ai vari eventi dell'ultimo periodo, dopodiché la palla passerà alla magistratura. A preoccupare anche la rapida crescita del livello di violenza e di reati che vengono commessi. Qui stiamo parlando di ragazzini, parliamo di bambini, alcuni hanno 14 anni, 15 anni e si stanno rovinando la vita. Quindi sono a piede libero tutti quanti, ma con praticamente una capacità di delinquenza abbastanza elevata, per la loro età sorprendentemente elevata. Per cui non sottovalutiamo per niente il fenomeno, credo che qui lo stiamo affrontando come tante altre cose a Venezia prima di altri, poi tracceremo le linee guida, però a maggior ragione appunto poi i nostri uomini, i nostri ragazzi devono anche potersi difendere, insomma non siamo disposti a dare l'altra guancia. E il fenomeno delle baby gang preoccupa anche in prefettura, dove saranno convocati i genitori dei ragazzi coinvolti. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, intende occuparsi personalmente del caso delle baby gang che in un crescendo di azioni violente e illegali hanno tenuto in scacco e terrorizzato Venezia e Mestre. Le indagini e le individuazioni dei responsabili procedono spedite e i genitori di questi ragazzi saranno convocati in prefettura. Voglio vedere questi genitori se hanno fatto qualcosa, come mai sono ridotti ad avere figli che vanno in giro per la strada a fare tutto quello che stanno facendo, danni, violenze di tutti i tipi. E poi vorrei capire anche se questi ragazzi vanno a scuola, chi sono gli insegnanti, cioè vorrei fare tutta la filiera, ecco, della educativa. Poi si arriva anche alla sanzione, si arriva anche alla repressione di questi comportamenti, che comunque è un momento che ci vuole, però prima voglio rendermi conto. La lettura del fenomeno delle baby gang non può essere limitata ad una semplice questione di ordine pubblico, così come la sola repressione, per quanto necessaria e sacrosanta, potrebbe rivelarsi non sufficiente a risolvere un problema che è anche sociale e culturale e chiama in causa una molteplicità di soggetti diversi. Abbiamo fatto un comitato in passato, mi pare nel mese di gennaio, quando si sono manifestate le prime aggressioni. Adesso ne faremo un altro allargato a tutte quelle che sono anche le professionalità, le competenze tecniche, diciamo così, quindi psicologi, pedagoghi o altre persone che possono aiutarci a capire che cosa si può fare. Potrebbe sorgere anche un altro comitato, quello delle vittime delle baby gang, le cui violenze hanno creato un comprensibile allarme in laguna come in terraferma, un modo per tenere alta l'attenzione su di un fenomeno grave da non sottovalutare, un'intenzione sulla quale peraltro convergono le opinioni e le azioni sia della politica che delle forze dell'ordine veneziane. A Vicenza momenti di paura per un sedicenne che si è visto minacciare col coltello da un immigrato e derubare del denaro che aveva con sé. Brutta avventura nel pomeriggio di ieri a Vicenza per un sedicenne che si è visto puntare un coltello e rapinare del denaro che aveva con sé, ben 250 euro. Il ragazzino residente a Trissino si trovava in città in zona Araceli quando, come avrebbe raccontato il minore, un immigrato di colore gli si sarebbe avvicinato e con fare minaccioso puntandogli contro un coltello si sarebbe fatto consegnare il denaro per poi darsi alla fuga. Il ragazzino ancora sotto shock ha chiamato i carabinieri che ora stanno cercando di far luce su quanto accaduto. Da capire infatti perché il minore avesse così tanto denaro con sé e cosa ci facesse in via Formenton, dove sarebbe avvenuto il brutto incontro. E a proposito di sicurezza, se ne è parlato nel corso della festa della polizia, cerimonia in tutte le province, noi abbiamo seguito in diretta questa mattina le celebrazioni a Mestre, a Padova. Dati positivi sono emersi dalle parole del questore, richiami anche ad una maggiore correttezza nella gestione delle percezioni dei cittadini proprio sul tema sicurezza. Ecco alcuni dei temi emersi durante le celebrazioni per questi 167 anni.
nessuno deve esagerare, non c'era uno in particolare che non deve esagerare. Tutti dobbiamo renderci conto di dove ci troviamo e con molta oculatezza fare il proprio lavoro e il proprio mestiere, quindi dire esattamente quello che succede, fare quello che possiamo fare, però dare la giusta proporzione credo che sia un dovere di tutti. I reati sono in calo, ma la percezione della sicurezza da parte dei cittadini è tutto un altro paio di maniche. Per questo motivo la politica, e non solo la politica, deve smettere di sfruttare il tema della sicurezza in una perpetua campagna elettorale. Parole forti, soprattutto se arrivano dalla bocca del questore di Padova nel bel mezzo della festa per i 167 anni della Polizia di Stato. Quello del rapporto fra sicurezza e politica è solo uno dei moltissimi temi toccati durante l'oceanica cerimonia tenutasi nella splendida cornice del Palazzo della Ragione a causa delle previsioni meteo infauste. In prima fila autorità politiche e civili, ma i veri protagonisti della festa sono le donne e gli uomini della Polizia di Stato, unità cinofile incluse, che per 7 italiani su 10 stanno facendo un ottimo lavoro. Sul versante dei numeri è da segnalare inoltre il calo dei reati a Padova, con un 19% in meno nella casella dei furti ai danni degli esercizi commerciali, 494 gli arresti dell'anno scorso, con quasi 3.000 denunce e 84.000 persone controllate. Reati in calo come dato generale. E reato in calo qualche reato che ha dato molto allarme sociale, qui come i furti negli esercizi commerciali. Alcuni dati sono non numericamente altissimi, ma non sono in calo, sono stabili, quindi quindi rapine su strade, rapine in abitazione sono praticamente costanti, non sono numericati ma sono costanti. L'importanza del lavoro che viene svolto in tutti i settori, come è stato giustamente evidenziato, da quelli più noti a quelli anche meno noti e che sono poi le fondamenta del lavoro della Polizia. Quindi una presenza che c'è importante nella città, che ha garantito che tutto possa svolgersi nella maniera ordinaria e corretta. Durante la cerimonia sono stati assegnati anche riconoscimenti ed encomi al personale della Polizia padovana che si è distinto in atti di coraggio, operazioni importanti e interventi di grande rilievo per la sicurezza e la prevenzione sul territorio. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Il bisnipote di Benito Mussolini doveva essere l'ospite d'onore di una serata nel Padovano a Conselve, ma i titolari del ristorante dove doveva svolgersi l'evento hanno fatto marcia indietro. Pensavano ad una serata come tante altre titolari di un ristorante di Conselve, ma quando hanno visto la lista degli ospiti devono aver fatto un salto sopra la sedia, perché tra i relatori della serata organizzata da un circolo di Fratelli d'Italia c'era anche Caio Giulio Cesare Mussolini, bisnipote del Duce e candidato alle europee per il partito di Giorgia Meloni. A far prendere la decisione ai titolari il momento in cui nella cittadina della Bassa Padovana avevano cominciato a girare le locandine pubblicitarie dell'evento, che prevedeva tra l'altro la presentazione del saggio datato 1932 scritto a 2 mani da Benito Mussolini e Giovanni Gentile e ristampato di recente. I titolari, scoperto l'argomento del libro, chi lo organizzava e la presenza di Caio Giulio Cesare Mussolini e le polemiche in piazza, hanno preso la decisione di fare un passo indietro. Restiamo nel Padovano perché il TAR del Veneto si è espresso rimandando al mittente i ricorsi contro il vicolo della soprintendenza sull'area attorno al Castello del Cattaio. A Battaglia Terme si fa festa, ma la partita potrebbe non essere ancora finita. L'assedio al castello è di quelli lunghi e sfibranti, fra colpi di scena e momenti di disperazione, ma in soccorso degli assediati arriva, come in ogni vicenda epica che si rispetti, un aiuto decisivo dall'esterno. E dalle terrazze del Cattaio si leva un grido di esultanza per le 2 sentenze con cui il TAR del Veneto ha respinto i ricorsi presentati dai privati per l'annullamento del vincolo indiretto della soprintendenza sull'area attorno al complesso di Battaglia Terme. Oggi è un grande giorno di festa, è finalmente un sospiro di sollievo. Noi viviamo un po' in agitazione, abbiamo vissuto un po' in agitazione in questi ultimi 2 anni, in realtà un po' consci che la causa era giusta, che quindi era vincente. Noi questo lo sapevamo in cuor nostro,
però non si sa mai, e quindi la festa di oggi è un riconoscimento alle battaglie di tutti, quindi non solo della politica, delle istituzioni, dei cittadini, ma di chi ama l'arte, di chi ha a cuore il paesaggio e soprattutto è la rivincita del buonsenso. La decisione del TAR rende in sostanza non più edificabile l'area sulla quale gravava il progetto di costruzione di un maxi centro commerciale. Noi auspichiamo che questa sia la definitiva pietra tombale dopo tante vicissitudini, dopo un lungo iter da tutte le parti, su tutti i fronti, finalmente arriva una risposta, un'ulteriore risposta delle istituzioni, quindi il TAR si pronuncia e dice che il ricorso fatto dalla proprietà del centro commerciale non è ammissibile, quindi rende valido a tutti gli effetti il vincolo indiretto sul Castello del Cataio e sul suo paesaggio. Numeri alla mano, le dimensioni del progetto rendono l'idea di cosa sarebbe successo nella zona della Mincana, fra il Cataio e il casello autostradale, nel caso in cui l'iter fosse proseguito senza intoppi. Davanti al castello sarebbe stato realizzato uno dei centri commerciali più grandi del nord-est d'Italia, si parla di circa 40.000 metri quadrati, cioè più grande addirittura della superficie interna del castello, che ricordiamo è una delle case storiche più grandi d'Europa, sono circa 30.000 metri quadri, un po' più piccolo della Reggia di Caserta. A salire metaforicamente sugli spalti in difesa del castello sono stati fin dal primo istante cittadini, comitati e una squadra politica multicolore. Una storia degna di un'indagine dell'ispettore Clouseau, quella della chiesetta dell'Angelo in centro a Bassano del Grappa. Nel 1970 il signor Gimo, che abitava di fronte alla chiesetta dell'Angelo, ricordava che nell'edificio da anni non era stato piantato neppure un chiodo. E Italia Nostra lanciò l'allarme nel 1972 e qui viene giù tutto. In mezzo secolo la chiesa, dagli incerti proprietari, venne prima messa in sicurezza e poi con il tempo più volte restaurata. Dal comune, in fondo, adibita a sede di mostre e lo è ancora. Solo che la vicenda della proprietà rimase in realtà insoluta e al centro di un contenzioso le cui radici, a guardare anche solo superficialmente, affondano in storie di catasti austriaci, donazioni, usucapioni, suddivisioni, insomma cose complicatissime che risparmiamo ai telespettatori. Com'è e come non è, questa indagine più complicata di una dell'ispettore Clouseau sulla Pantera Rosa è approdata in una storia giudiziaria infinita, il cui ultimo capitolo ha visto una tenace professoressa universitaria di fronte al comune. La signora aveva evidentemente le sue ragioni, visto che alla fine il comune si è reso conto che così non si sarebbe mai andati da nessuna parte e la signora non avrebbe mai rinunciato nei secoli a fare valere i suoi diritti. Così come deve accadere tra persone ragionevoli, e non sempre accade, ecco l'accordo addirittura d'arrivo. Alla fine va riconosciuto che la professoressa, oltre a una grande caparbietà, ha anche avuto un atto di generosità. Sì, era diventata ormai forse più una questione di principio e legittimamente dalla sua parte si pretendeva che venisse riconosciuta una proprietà. Nella sostanza erano d'accordo entrambi che la chiesetta è di fatto un bene del comune da sempre, insomma, o comunque da moltissimo tempo, e il comune ci ha anche messo parecchi soldi per i restauri e la manutenzione, e quindi la donazione fondamentalmente riconosce questo e assegna al comune il 100% del patrimonio. Insomma, per la lunga storia della chiesetta dell'Angelo è tutto bene anche che finisce bene, perché come vi spiegherà un bravo avvocato, se vi mettete in cause successorie difficilmente qualcuno ha ragione, è più facile che vincano solo gli avvocati, perché ci sono grandi spese legali e alla fine se buttate tutto in una causa successoria è come un parchimetro, ci mettete il soldino, il parcheggio in realtà non lo comprate e poi vi trovate al punto di prima. Siamo allo sport volley. Ieri sera ad Istanbul l'Imoco Conegliano ha staccato il biglietto per la finale di Champions League a Berlino. Sila. Someone has to swing for this. And the ball goes down. Imoco volley Conegliano. Il Moco al servizio, il Fenerbahce attacca, le Pantere rispondono, gli avversari tentano il tutto per tutto, ma alla fine la palla tocca a terra e tutto il resto è storia.
18-25, 22-25, 26-28 è la tripletta vincente che porta l'Imoco Volley direttamente alla finalissima di Champions League del 18 maggio a Berlino. La sfida di Istanbul si giocava al meglio dei 5, le ragazze di coach Santarelli avevano fretta di staccare il biglietto per la Germania e già dopo il secondo set avevano messo in tasca la finale. Una grinta alla quale il Fenerbahce non è riuscito a rispondere, nonostante nel secondo set le giocatrici turche siano partite fortissimo, pronte a ribaltare le sorti della partita. Ma le Pantere avevano tutta l'intenzione di portarsi a casa subito la partita e così è stato, con Miriam Silla che tira fuori il punto decisivo. Il terzo set serve solo al tabellino finale, ma l'Imoco non si rilassa, anzi lotta fino all'ultimo. Questa sera abbiamo giocato secondo me una gran gara in palasport non facile, con un pubblico non semplice. Le ragazze sono state bravissime a rimanere in partita durante tutta la gara. Una finale che vale il sogno di una stagione. La volevamo tanto, è qualcosa di difficile da descrivere in questo momento perché è stato un cammino particolare fino adesso. Ora ci manca forse il passaggio più difficile, no? A fine gara l'entusiasmo della squadra è incontenibile. Io sono molto orgogliosa di tutta la squadra perché abbiamo fatto qualcosa proprio straordinaria. Il 18 maggio si vola a Berlino per una finale che potrebbe essere tutta italiana. Stasera si gioca infatti la seconda semifinale tra Igor Gorgonzola Novara, favorita alla vigilia, e Istanbul. Per tutto, la previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Una nuova perturbazione investe in pieno le nostre regioni dove il tempo risulterà dunque spiccatamente instabile. Ma vediamo il dettaglio di giovedì. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso con piogge sparse ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori, localmente anche alternate a qualche pausa più asciutta. Temperature in deciso calo con minime comprese tra 8 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. E sarà molto instabile anche sul Friuli Venezia Giulia dove avremo un cielo coperto ovunque e qualche precipitazione a carattere sparso. Sarà via via più asciutto invece a partire dalla serata. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime in brusco calo, oscillanti tra i 14 e i 15 gradi. Situazione simile anche sul Trentino Alto Adige, perché anche sulla nostra regione il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi, via via più sparsi con il passare delle ore. Temperature minime sui 9 gradi, massime piuttosto fresche, oscillanti tra 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.